Siamo alle conclusioni, abbiamo incominciato con la pioggia, terminiamo con dei brindisi notevoli qui nello stand di Confagricoltura alle Fiere di San Gregorio. Vicepresidente di Confagricoltura Treviso Fabio Curto, abbiamo capito che insomma, il prosecco avrà un futuro, soprattutto se rimarrà sostenibile, diciamo, in maniera ambientale. E le altre produzioni? Beh, le altre produzioni sono un racconto di territorio che rimangono, completano l'offerta. La sua segretaria ha detto che siete dei temerari, Assolutamente sì, per dirle le malghe del Cesè, del compressore del Cesè, i nostri associati hanno sviluppato negli ultimi anni un grandissimo lavoro di riscoperta, ad esempio di tutta la parte zootecnica, lattiero-casearia dei nostri alpeggi, ma questo riguarda anche le piccole produzioni locali per quanto riguarda i salumi, per cui una notevole attenzione alla parte ambientale data anche dall'apicoltura, per cui con la trasformazione del miele e degli altri derivati, per cui si completa un'offerta agricola di territorio che sarà sicuramente l'arma vincente per un territorio come quello di Valdobbiadene, delle colline del Prosecco Superiore, che si candida come patrimonio UNESCO e che avrà, per chi viene in questo territorio, per cui la parte turistica e agrituristica, anche un'offerta completa di quella che è tutta la nostra agricoltura, che è sostenibile perché guarda il futuro, innova e innova in maniera intelligente. E proprio su questi temi in una battuta sentiamo il sindaco di Valdobbiadene. Ma è proprio vero insomma, che questa storia dei fitofarmaci sta rallentando il processo? Ma probabilmente lo sta rallentando per noi a livello locale, ci stiamo creando molte perplessità, molti dubbi, laddove in realtà credo che dobbiamo essere tutti consapevoli di dover affrontare un lavoro assieme per progredire, per continuare una strada che è già stata intrapresa. Fabio Curto, come se ne immagina questa fiera di San Gregorio fra 10 anni? Beh, sarà sicuramente una fiera di territorio, una fiera della rete, della cooperazione, del territorio. Vicepresidente, ma qual è il pericolo maggiore per il prosecco dei prossimi anni? Il pericolo di lasciare spazio a un livello di qualità inferiore. Dobbiamo lavorare sempre sulla qualità, la barra dritta sulla qualità, alzarla piuttosto che diminuirla, non andare in cerca della sola quantità, ma invece farcelo pagare il giusto valore per la grande fatica che fanno i nostri agricoltori in queste colline e il grande valore che ha questo vino, che è un vino di territorio. E con questo concetto si conclude anche questo appuntamento di agricoltura veneta dedicata alla Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene nel suo territorio. Grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.